Bentrovati e ben arrivati a questo Spazio Focus. Continuiamo ad aggiornarvi sulle condizioni meteo, sui disagi che si stanno verificando in buona parte della Sicilia. Siamo in allerta rossa, ci sono le diverse ordinanze dei sindaci che chiaramente la popolazione è chiamata a rispettare per evitare conseguenze e problemi alla salute e alla viabilità, consentire nei casi in cui sia necessario anche l'intervento dei soccorsi. Abbiamo diversi ospiti quest'oggi per verificare in tempo reale cosa sta accadendo. Pochi minuti fa proprio il sindaco di Catania ha diffuso un messaggio che noi vi facciamo sentire subito, è un appello, sentiamolo. Buongiorno, sono le 14 di martedì 20 gennaio. Il bollettino meteo che abbiamo ricevuto pochi minuti fa ci dà un peggioramento delle condizioni del mare e del vento con un mantenimento di questa situazione fino alle 23. Probabilmente aumenteranno anche le piogge e per questa ragione ancora una volta vi esortiamo a non uscire da casa se non per ragioni di assoluta indifferibilità, considerando i pericoli insiti nella caduta di rami, nella caduta di alberi, oltre che nell'ammaloramento della pavimentazione stradale. Più tardi dirameremo l'ordinanza che già fin d'ora prevederà almeno la sospensione delle attività didattiche, ma intanto noi confidiamo ancora una volta nel buonsenso e nella prudenza di tutti i cittadini affinché non si verifichino danni all'incolumità di alcuno. Ecco, abbiamo sentito il sindaco di Catania Trantino, ma ci colleghiamo adesso anche con l'assessore ai servizi sociali Serena Spoto, perché le condizioni di preallerta lanciate dalla Protezione Civile nei giorni scorsi hanno consentito alle amministrazioni anche di organizzarsi in tempo in maniera tale da pensare anche alle persone più fragili. Assessore, si è pensato alle persone intanto che vivono che non hanno una casa, senza fissa dimora. Ecco, come è andata? Avete allestito dei posti letto? Avete anche pensato ad offrire loro dei pasti caldi? Le persone senza fissa dimora che vivono per strada hanno accolto il vostro impegno, il vostro appello e anche i vostri servizi? Allora, intanto grazie per l'invito. Noi insieme, di concerto naturalmente con il sindaco, l'avvocato Enrico Trantino, abbiamo deciso di allestire un'ulteriore struttura che è appunto quella delle ciminiere che è in aumento rispetto ovviamente a quelle che già sono operanti nel territorio. La logica è stata quella proprio di portare una nuova struttura come quelle emergenziali delle ciminiere, proprio per cercare di convincere i senza tetto che sono più restii ad andare presso le nostre strutture ordinarie di accoglienza e proprio per cercare di fare in modo che tutte le persone per strada avessero un riparo. Bene, e come è andata? Hanno accolto il vostro invito? Allora, assolutamente sì, hanno risposto in tanti. Dobbiamo ringraziare naturalmente sia la Croce Rossa ma anche l'unità di strada che sono riusciti a recuperarli e a portarli presso la nostra struttura. Adesso al momento alle ciminiere ci sono oltre 50 persone, oltre ovviamente alle altre che sono site nelle altre strutture comunali, e sono 30 in via Eredia e altri 30 in via Stazione, quindi c'è stata una grande compartecipazione da parte di tutte le associazioni che hanno fatto in modo che non dico tutti, ma la maggior parte delle persone fragili sono al momento al riparo. Bene, io ho anche messo a disposizione, come sapete, il mio numero di telefono in modo tale da poter arrivare il più possibile in maniera più capillare alle persone anche in difficoltà. Bene, fra poco dovremmo avere anche l'ingegnere Salvo Cocina della Protezione Civile e anche Luigi Pasotti del servizio del SIAS. Ecco, lo vediamo subito. Assessore, lei può rimanere collegata se vuole. E abbiamo anche l'ingegnere Cocina. Ecco, magari diamo spazio all'ingegnere perché sappiamo che è oberato in questo momento di lavoro e quindi sicuramente, ingegnere, come sta andando questa situazione? Sappiamo che il tempo peggiorerà nelle prossime ore, almeno questo dicono i meteorologi. Ecco, ci dia un po' il polso della situazione. Il tempo è già in peggioramento
e peggiorerà ancora proporzionalmente di più sulla Sicilia occidentale, perché sta entrando una perturbazione, si sta spostando su Trapani, Agrigento e poi Palermo, in parte Caltanissetta e Ragusa. Però la parte sempre più intensa resterà nella Sicilia orientale con le forti mareggiate che già hanno fatto danni, come voi sapete. E quindi l'attenzione del sistema è massimo. Sono state fatte centinaia di evacuazioni di persone e quindi il sistema è preparato. La conta dei danni sarà fatta domani, intanto interessa mettere in sicurezza le persone. Oggi c'è stata la classica dimostrazione della persona imprudente che è andata a finire dentro una cavità creata dal mare alla strada a Santa Teresa Riva, nel lungomare, e non solo si è fatta male alle persone, ma hanno rischiato anche i soccorritori di essere travolti dalle onde. Il 118 i vigili urbani, nel momento in cui accorrevano a soccorso di questa persona, la macchina si è ribaltata in questa grande buca e lui si è fatto male. Ma anche le persone hanno rischiato di essere travolte dalle onde forti. Quindi quello che raccomandiamo è la massima prudenza in queste prossime ore fino alla nottata, poi domani dovrebbe scemare. Sì, infatti, ingegnere, il territorio siciliano sicuramente in certe zone è molto fragile. Ecco, stiamo vedendo delle immagini delle mareggiate, delle coste che sono sicuramente le più esposte, stiamo vedendo anche un suo post, un suo messaggio. Ecco, le zone più fragili, quelle in cui prestare più attenzione, quali sono? Ma in questo momento sono tutti i litorali, da Messina a scendere fino a Portopalo, a Pachino e poi a girare sul canale di Sicilia, ma anche le zone dell'entroterra tra Ettana, Peloritani e Nebrodi sono interessate già da precipitazioni, così come temporali sparsi un po' in tutta la Sicilia. Ripeto, è una perturbazione molto estesa che ha il suo picco pomeriggio e stanotte nella Sicilia orientale, ma può fare danno anche in tutte le altre parti, perché possono esserci temporali locali piuttosto forti. Quindi attenzione comunque alle mareggiate che già hanno fatto notevoli danni, quindi alle coste esposte, e attenzione ai corsi d'acqua, alle zone soggette allegamento, ai sottopassi ad esempio, e a tutte le zone quindi a rischio, ai costoni sotto, non passare sotto i costoni rocciosi, che ci potrebbe essere il rischio battuta. I comunque possono continuare anche domani, anche a pioggia esaurita, perché si potrebbero verificare frane e smottamenti. Ma ripeto, quello che raccomandiamo è la massima precauzione, non mettersi in strada nelle aree ad allerta rossa specialmente, quindi più della metà della Sicilia, se non per necessità, evitare, perché appunto il rischio è veramente alto, e comunque quando piove non uscire. Indubbiamente, soprattutto se non è strettamente necessario. Del resto sono chiusi negozi, almeno qui a Catania, le attività commerciali sono chiuse, le scuole, non tutti gli uffici pubblici. Qualcuno ci scriveva come mai gli uffici regionali non sono stati chiusi e stanno lavorando. Immagino che siano quelli di pubblica utilità, per cui non si può fermare una regione, un'isola per il maltempo. Ci sono dei servizi. Devono chiudere, sono sicuramente da chiudere gli esercizi commerciali, gli uffici, tutte le attività che richiamano numerose persone. Per il resto le altre, specialmente se fatte da funzionari pubblici, possono continuare, perché i funzionari pubblici sanno le regole cautelari di prudenza da assumere, le sanno meglio degli altri e possono anzi insegnarle. Certo, lei si è arrabbiato, abbiamo sentito un suo collegamento durante una delle nostre trasmissioni con la persona imprudente che appunto ha messo in difficoltà anche i soccorritori. Abbiamo visto le immagini dell'ambulanza che ha avuto dei problemi, era andata lì per soccorrere la persona rimasta in panne e invece sono stati
coinvolti anche i soccorritori, così come abbiamo mostrato nei nostri telegiornali già da ieri, persone che per farsi dei selfie si mettono in pericolo. Ecco, sono tutti atteggiamenti poco responsabili che chiaramente non aiutano, mettono in pericolo le persone, ma creano difficoltà anche a chi deve poi di fatto soccorrerle. Ingegnere, vogliamo ricordare quali sono le zone in questo momento in allerta rossa? Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, queste? Sono tutte la provincia di Messina, Scendere, Catania, Ragusa, Siracusa, e in particolare tutta la costa ionica e il canale di Sicilia, un po' di meno, l'entroterra, il Bleo, Etna, Peloritani. Queste sono le zone più a rischio. Ripeto, il rischio particolare anche per le persone è in effetti quello delle mareggiate, quindi delle zone costiere. Avete visto quello che è successo stamattina, poteva esserci il primo morto dell'emergenza, per fortuna non si è verificato, altre persone avvenute sui moli per vedere il mare, ma sappiamo che negli anni passati delle onde anomale hanno risucchiato purtroppo le persone e le auto. Per questo raccomandiamo massima prudenza e massima responsabilità. Tenete conto che le onde in questo momento sono stimate dell'ordine di 5, 6, 7 metri arriveranno, però l'onda anomala molto più forte potrebbe anche succedere. Succede che io guardo il mare e mi tengo a debita distanza di sicurezza per le onde che arrivano in quel momento, ma potrebbe anche avvenire un'onda che è molto più alta e che arriva fino alla mia posizione. Per questo raccomando massima prudenza. Grazie ingegnere, mi sembra importantissima quest'ultima sua sottolineatura, cioè pensiamo di essere sufficientemente al riparo perché stiamo vedendo delle onde che sono alte, che non ci arrivano, però poi può esserci quella anomala che invece ci raggiunge, quindi ecco perché massima distanza dai luoghi, dai corsi d'acqua e soprattutto dal mare, dalle coste. Grazie ingegnere, che capisco che lei, vediamo che lei è in auto, quindi sicuramente si starà. Comunque l'importante è che finora non ci sono stati danni particolari. No, ma questo grazie al lavoro di preparazione fatto a cominciare da venerdì, perché ci sono state delle previsioni veramente severe che si sono confermate. Il lavoro di preparazione e all'attività dalla base dei sindaci, quindi il territorio comunale, alle strutture provinciali, la regione, le prefetture, un po' tutti ci siamo mobilitati per prepararci, e solo questo possiamo fare in questo momento: preparazione e limitare i danni. Esatto, ed è stato veramente molto efficiente da questo punto di vista, perché appunto se stiamo qui a raccontare solo quello che sta accadendo ma non anche danni, grazie a tutto il lavoro di prevenzione che si è svolto fin qui. Grazie ingegnere. Che non si vede. Il lavoro è quello più prezioso, però è quello più importante. È quello che non si vede, ma è quello che dà i suoi frutti. Esatto, è proprio quello. Grazie ingegnere, Grazie. buon lavoro veramente. E allora ci colleghiamo adesso con Luigi Pasotti del SIAS. Luigi, ben trovato. Quindi cosa sta accadendo invece per quanto riguarda le campagne, tutto il settore dell'agricoltura e cosa soprattutto si prevede? Abbiamo capito che fra poche ore ci sarà un peggioramento. Sì, buon pomeriggio. Sì, confermo sostanzialmente quello che già ha preannunciato l'ingegner Cocina. Ci troviamo nel pieno, nella fase clou dell'espressione di questo ciclone mediterraneo, e fino adesso abbiamo avuto una tipologia di ventilazione e di precipitazioni che un po' muterà nelle prossime ore, nel tardo pomeriggio, che in qualche modo
deve far mantenere molto alta l'attenzione, ecco, rispetto al quadro attuale, rispetto alle conseguenze. Per ora, per quello che riguarda le campagne, ecco, qua spesso i danni si vanno a verificare dopo, perché c'è una certa preoccupazione soprattutto tra gli agrumicoltori per quelli che possono essere i danni alla qualità dei frutti di agrumi, ecco, con questo vento molto persistente, molto prolungato, che spesso causa abrasioni alla cuticola degli agrumi e quindi un deprezzamento del frutto, una perdita di qualità, ecco, ma questo lo potremo constatare meglio dopo. Per quello che riguarda invece le piogge, ecco, le piogge hanno avuto un carattere particolare, perché sono state piogge soprattutto orografiche, più abbondanti alle alte quote, hanno interessato con intensità più basse le coste, infatti quantitativi maggiori, che comunque sono altissimi. Già abbiamo zone dell'Etna, dei Peloritani, dove si sono superati i 300 mm nelle 48 ore, quindi i terreni già in queste aree sono saturi, ecco, è stata interessata poco la costa. Nel tardo pomeriggio, appunto nel pomeriggio, quando arriverà invece questa serie di linee temporalesche in risalita dallo stretto di Sicilia, cambierà un po' il tipo di impatto, perché avremo appunto fenomeni più di tipo temporalesco, meno continui, ma a tratti con piogge molto intense, anche localmente forse a carattere di nubifragio. Quindi abbiamo diciamo anche la città di Catania, che fino adesso è stata sì sperzata dalla pioggia e dal vento, ma con intensità relativamente basse, ecco, potrebbe essere interessata da qualche allagamento più significativo, quindi davvero massima attenzione, proprio perché ormai il territorio è carico di acqua già e i terreni non assorbono più nulla. Appunto il vento probabilmente, ecco, siamo vicini al picco, durerà molto intenso fino alla tarda serata, fino alla notte, senza aumentare granché, perché dovremmo essere vicini appunto ai livelli massimi, però potremmo avere una diversa tipologia di vento, cioè anziché un vento teso, continuo, persistente come quello a cui abbiamo assistito finora, quando passeranno i fronti temporaleschi potremmo avere dei colpi di vento improvvisi. Quindi anche qui assolutamente non mantenere alta l'attenzione e anche semmai rinforzarla, perché questo tipo di ventilazione potrebbe essere addirittura più dannosa di quella che abbiamo osservato fino adesso. Bene, quindi se abbiamo capito bene, il maltempo non solo durerà, ma ci sarà una recrudescenza, cioè ci sarà un peggioramento. E questo sino alla mezzanotte, l'allerta rossa, ma domani insomma non sarà tutto finito, e poi stare attenti, perché ormai il terreno è come dire, già sotto pressione da tanto tempo, da tante ore, per la pioggia, e quindi si potrebbero avere degli smottamenti e le frane, insomma qualche danno potrebbe verificarsi. Le raccomandazioni quali sono? Sono quelle di chiaramente evitare gli spostamenti, di uscire, mentre per le campagne non ho capito se reggeranno, se si avranno dei danni anche lì. Ma non aspettiamo, ecco, per quello che riguarda le piogge, non aspettiamo effetti alluvionali particolarmente drammatici. Ecco, da questo punto di vista abbiamo avuto in passato degli eventi che probabilmente non verranno superati, ecco, quindi è difficile valutare quale sarà l'entità delle piogge appunto di questa seconda parte della giornata. Localmente si potrebbero anche superare ulteriori 100 mm, ecco, soprattutto sul versante orientale dell'Enna, che però sappiamo è stato in grado finora di assorbire grandi quantità di acqua senza grosse conseguenze, ecco, quindi di fatto non ci aspettiamo un rischio elevatissimo per quello che è la pioggia, anche se potrebbe sicuramente causare disagi nei centri urbani, nella viabilità, dove lo smaltimento delle acque meteoriche è più problematico.
Per quello che riguarda appunto le colture, tutto sommato, ecco, le conseguenze più gravi potrebbero essere queste sulla qualità dei frutti pendenti, in alcuni casi anche sulle coltivazioni orticole. Ecco, come diceva l'ingegner Cocina, queste linee temporalesche non coinvolgeranno solo la Sicilia orientale, ma probabilmente interesseranno anche buona parte della Sicilia occidentale. Però tutto sommato, ecco, consideriamo anche il beneficio di avere probabilmente anche degli afflussi verso gli invasi che dopo tanto tempo di scarsità idrica potranno aumentare le riserve idriche. Almeno vediamo un lato positivo, ecco, di questa ondata di tempo perturbato. Sicuramente, grazie Luigi Pasotti, certo, almeno sì, questo sarà un beneficio. L'anno scorso invece ci si lamentava per la grande siccità. Grazie, buon lavoro. Ritorno dall'assessore Serena Spoto. I servizi che avete messo a disposizione dei senza fissa dimora proseguiranno anche per stanotte, immagino, e domani, insomma in questi giorni? Sì, i servizi proseguiranno fino a quando non terminerà l'allerta meteo, quindi verosimilmente fino a domani mattina. Ricordo che all'interno delle ciminiere ovviamente c'è un'assistenza medica e infermieristica, nonché ovviamente pasti caldi, cambi, kit di prima accoglienza, in modo tale da poter accogliere le persone che arrivano anche ovviamente molto bagnate e quindi poter dare subito un'assistenza veloce. Grazie Assessore. Nel frattempo leggo qualche notizia. C'è stato a Ragusa il guasto di una cabina elettrica che fornisce l'energia all'ospedale Guzzardi di Vittoria, ma nonostante il disservizio la direzione sanitaria ha assicurato, insomma, la piena operatività dei servizi essenziali. E poi 2 agenti della Polizia Penitenziaria del Pagliarelli di Palermo, abbiamo capito che nelle prossime ore questo maltempo flagellerà anche la Sicilia occidentale, ma non così forte come in queste ore nella Sicilia orientale, e insomma questi 2 agenti di polizia penitenziaria si trovano ricoverati al civico perché sono stati colpiti dalla finestra della Sala Mensa, che è caduta a causa del forte vento. Quindi le difficoltà, i danni sono provocati anche e soprattutto dal forte vento, oltre che dalla pioggia. E a Catania sono 51 gli interventi eseguiti ad oggi dai vigili del fuoco. Dovrebbe raggiungerci anche Fabio Michalizzi, che abbiamo capito come siano in questo momento sotto pressione le coste, i porti della Sicilia orientale. Addirittura un peschereccio è affondato al porto di Catania. Fabio Michalizzi, grazie per essere qui con noi. Le difficoltà degli armatori, dei pescatori, quali sono? Sono voi da tempo denunciate una poca attenzione. Prego. Sì, noi siamo in forte attenzione, ad essere sinceri, molta paura. Avete paura? Paura per le vostre imbarcazioni? Ovviamente paura per le nostre imbarcazioni che sono a forte rischio, visto che non sicure nemmeno all'interno dei porti, e questa è una cosa diciamo bellissima, che nel 2026 ancora oggi dobbiamo spaventarci a mettere le barche dentro i porti. Cosa servirebbe? Che tipo di intervento dovrebbe esserci per, diciamo, stare voi più tranquilli nei casi in cui appunto ci sono queste forti mareggiate? Allora i porti dovrebbero essere messi in sicurezza e bisognerebbe far attivare degli studi seri e progetti seri. Innanzitutto occorre mettere i flangiflutti in tutti i porti della Sicilia, non solo quelli della nostra parte della Sicilia, ma in tutto il resto della Sicilia. Ora ho ricevuto telefonate da Sciacca, dalla provincia di Siracusa, ma anche dal Trapanese. Voglio dire, è grave che noi, ripeto, possiamo dormire
sono le macchine entro i porti. Questo vogliamo capire noi di chi sono le responsabilità politiche e anche amministrative, perché non possiamo siamo stanchi di parlare di questa conta dei danni. Tra l'altro poi sentiamo che vengono, come dire, stanziati fondi, ma che, come dire, alla fine in concreto un euro ai pescatori, agli armatori non è mai arrivato di fatto. Quindi diciamo alla politica ora di fare attenzione al programma. Grazie Fabio. Grazie Fabio Michalizzi, sentiamo a tratti, però il messaggio, l'appello è sicuramente passato, chiaramente saranno argomenti di cui certamente dovrete affrontare con le diverse amministrazioni locali nei prossimi giorni e nei prossimi mesi. Grazie per essere stato qui con noi. Nel frattempo arrivano tante segnalazioni di allagamenti, di persone rimaste in panne. Torno dall'assessore Spoto per l'ultimo appello. Sicuramente domani saranno probabilmente chiuse le scuole, perché abbiamo capito che il maltempo non andrà via velocemente, anzi ci sarà un peggioramento nelle prossime ore, fino a stanotte ancora maltempo e poi domani insomma ancora qualche pioggia. Vuole lanciare, Assessore, un appello alla popolazione? No, semplicemente o anche ai volontari, ringraziare i volontari che... Assolutamente, vorrei ringraziare naturalmente tutte le associazioni di volontariato, Risto World, ma la Caritas, la Croce Rossa ovviamente, e anche tutta la direzione dei servizi sociali che si stanno spendendo in questi giorni per cercare di dare un minimo di accoglienza ovviamente alle persone più fragili. Quindi ci tengo a ringraziare tutta la macchina che si è attivata ovviamente in modo tale da poter fronteggiare questa emergenza. L'emergenza sicuramente non è finita, finirà verosimilmente domani, quindi massima allerta fino a domani. Le ciminiere sono sempre aperte, il mio numero di telefono è a disposizione, quindi per qualsiasi cosa non esitate a contattarmi. Grazie Assessore, noi andiamo in pubblicità, ci ritroviamo qui tra pochissimo. Eccoci rientrati in studio, vi abbiamo dato gli ultimi aggiornamenti sul meteo, sono arrivate tantissime segnalazioni, c'è una richiesta che noi gireremo sicuramente al sindaco di Catania Enrico Trantino, è un operatore ecologico che ci dice se per favore il sindaco può sospendere il servizio di raccolta carta e cartone per stasera, visto che piove così abbondantemente. Ma a proposito del sindaco, proprio pochi minuti fa, mezz'ora fa, ha lanciato un appello. Noi ve lo vogliamo far sentire nuovamente e poi chiuderemo questa nostra trasmissione, ci metteremo in contatto con il sindaco, ma soprattutto continueremo ad aggiornarvi e ad aggiornarci per appunto darvi le altre notizie, gli altri approfondimenti nel corso del nostro telegiornale delle ore 19. Sentiamo il sindaco Trantino, l'appello che ha postato pochi minuti fa sul suo blog. Sentiamolo. Buongiorno, sono le 14 di martedì 20 gennaio. Il bollettino meteo che abbiamo ricevuto pochi minuti fa ci dà un peggioramento delle condizioni del mare e del vento, con un mantenimento di questa situazione fino alle 23. Probabilmente aumenteranno anche le piogge e per questa ragione ancora una volta vi esortiamo a non uscire da casa se non per ragioni di assoluta indifferibilità, considerando i pericoli insiti nella caduta di rami, nella caduta di alberi, oltre che nell'ammaloramento della pavimentazione stradale. Più tardi dirameremo l'ordinanza che già fin d'ora prevederà almeno la sospensione delle attività didattiche, ma intanto noi confidiamo ancora una volta nel buonsenso e nella prudenza di tutti i cittadini affinché non si verifichino danni all'incolumità di alcuno. Chiarissimo dunque il sindaco di Catania, tra qualche ora emanerà una nuova ordinanza, quindi scuole chiuse anche domani a Catania. Grazie per averci seguito, a tutti un buon pomeriggio.